Avremo un modello sia geologico che numerico, ecco, da fornire appunto agli ingegneri per quello che è la progettazione vera e propria. 9 sondaggi geognostici, l'ultimo questa mattina in corso Genova, e 10 sondaggi ambientali in alveo. La completa mappatura topografica degli ultimi 4 chilometri, dalla località Casa del Pino fino alla Foce, e la completa verifica strutturale degli argini attraverso l'utilizzo di georadar, microperforazioni e microtrivellazioni. Se il torrente Rupinaro fosse paragonato ad un paziente, si potrebbe dire che tutti gli esami per determinarne il suo stato di salute sono stati fatti. Se la patologia da risolvere è la mancata sicurezza, l'obiettivo è il rispetto dei parametri per la piena duecentennale, con queste indagini il quadro clinico è stato tracciato. Resta da decidere il percorso di cura da affrontare, ma questo sarà il compito di comune e regione. Tutto questo complesso di dati consentirà di valutare quello che è lo scenario più opportuno sotto il profilo tecnico, economico e logistico. L'obiettivo è arrivare a una messa in sicurezza duecentennale del corso d'acqua. Diciamo che questo è l'obiettivo principale. Ovviamente poi se dovessero esserci dei problemi di tipo, voglio dire, economico o qualsiasi altro problema, potrebbe essere anche valutata, ma questo non tocca a noi a dirlo, un'eventuale mitigazione del rischio e quindi mirare piuttosto che alla duecentennale alla cinquantennale. Tra gli aspetti più critici, emersi anche da un primo controllo visivo, c'è quello della solidità degli argini, che soprattutto nel tratto terminale non è assolutamente adeguata alla portata del corso d'acqua. La prima grande discriminante per le murature d'argine è il fatto che ci sia o meno il terrapieno alle spalle della muratura. E quindi si direi che le zone più critiche sono quelle dove dietro la muratura non c'è il terrapieno. A ottobre tutta la mole di dati raccolta verrà consegnata agli uffici tecnici del comune di Chiavari. Da quel momento inizierà l'elaborazione complessiva per ottenere un modello di intervento che metta a sistema tutte le variabili, tra cui ovviamente anche quella economica. Alla luce di quello che uscirà e delle risposte che nel frattempo arriveranno da Roma su eventuali deroghe alle altezze dei ponti da rifare alla foce del Rupinaro, verranno prese le decisioni insieme alla Regione Liguria. Sulla base di questi risultati e sulla base anche di quello che concorderemo con la Regione Liguria per il progetto definitivo, prenderemo le decisioni definitive.